Inserviente di Sciacca positivo al coronavirus, va a fare la spesa e studente lampedusano rientra in aereo dal nord. Il virus non ferma la preghiera, parroco agrigentino celebra in diretta Facebook e un collega di Favara prega con il megafono per le vie della città. Il gruppo Moncada dona 100.000 euro di attrezzatura all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il governo verso lo stop alle tasse, la gente corre nei supermercati, dilagano le fake news. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Non tutti rispettano le disposizioni governative nate per contrastare il diffondersi del coronavirus. La provincia di Agrigento, dopo il caso dei 46 denunciati perché avevano partecipato al corteo funebre di Porto Empedocle, registra altri 2 episodi. Uno, un inserviente dell'ospedale di Sciacca, è risultato positivo al tampone del coronavirus, va tranquillamente a fare la spesa al supermercato. Viene denunciato per il reato di epidemia colposa, che è punito fino a 12 anni di reclusione. Ed uno studente lampedusano che stava rientrando dal nord è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza del provvedimento d'autorità. I particolari nel servizio. Non doveva mettere piede fuori dalla propria abitazione, avrebbe dovuto trovarsi in quarantena perché era risultato positivo al tampone rinofaringeo per l'indagine epidemiologica sul coronavirus. Invece il saccense è stato notato e subito segnalato mentre era all'interno del supermercato. Tanto emerge quale indiscrezione in merito all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Sciacca con a capo Roberta Buzzolani. A fare tranquillamente la spesa nel supermercato, nonostante appunto fosse risultato positivo al test, sarebbe stato un inserviente dell'ospedale Giovanni Paolo di Sciacca. La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta per concorso colposo in epidemia e in osservanza del provvedimento dell'autorità. Un appunto, la persona iscritta nel registro negli indagati, una persona che avrebbe commesso una violazione delle norme disposte per contenere il rischio contagio da coronavirus. Il reato di epidemia colposa nella forma aggravata è punita fino a 12 anni di reclusione. È uno studente lampedusano che stava rientrando dal nord e che, essendo partito da Bergamo, zona ritenuta a rischio contagio, è stato denunciato dai carabinieri per inosservanza al provvedimento d'autorità. Notando qualcosa di strano, non è chiaro se il passeggero avesse sintomi influenzari o se il sospetto è sorto controllando la documentazione degli imbarcati, tutti i passeggeri, una volta che l'aereo è atterrato, sono stati tenuti per circa 20 minuti sul velivolo. Poi hanno potuto lasciare il mezzo e hanno raggiunto l'aerostazione. A qualcuno dei passeggeri è stato detto, pare dalle forze dell'ordine, di mettersi in isolamento volontario in attesa dell'arrivo dell'esito del tampone fatto sullo studente lampedusano che rientrava dal nord. Per avere l'esito pare che siano state previste dalle 36 alle 48 ore, mentre un giovane sceso da quell'aereo auspicava che si mettessero in isolamento volontario anche coloro che erano andati a prendere i passeggeri atterrati a Lampedusa. Qualcuno, forse perché aveva fretta di raggiungere il posto di lavoro, si è allontanato dall'aeroporto. Fra chi si è allontanato anche un vigile del fuoco che è stato subito contattato dalle autorità presenti sull'aerostazione ed è stato invitato a lasciare il posto di lavoro e a recarsi a casa in attesa dei risultati del tampone eseguiti al passeggero. L'aereo stamattina non è decollato, è stato sottoposto in via precauzionale a una procedura di disinfestazione e sanificazione. Fra quanti erano presenti sull'aereo adesso naturalmente cresce l'apprensione in attesa di conoscere l'esito del tampone rinofaringeo eseguito al lampedusano che stava rientrando dal nord. Il coronavirus e il decreto Io resto a casa hanno anche fatto accrescere maggior senso civico e di responsabilità, così che gli alberghi scelgono di chiudere, i mercatini rionali vengono sospesi e gli uffici sanificati, e cresce anche il senso di solidarietà, così il gruppo Moncada dona 100.000 euro all'ospedale di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. In tema di coronavirus sono tante le notizie che arrivano in queste ultime ore. Quella degli albergatori agrigentini, ad esempio, che dichiarano la chiusura volontaria per contenere l'emergenza sanitaria. La nota viene inviata dalla Confcommercio, dalla CNA, dalla Confesercenti e dal Consorzio Turistico Valle dei Templi. La decisione, seppur intrisa di disagio e sofferenza, è frutto della consapevolezza che ciascuno di noi, in questo particolare momento di emergenza per il territorio, è chiamato a dare il proprio contributo e constatare e contenere la diffusione del coronavirus. Anche la Prefettura comunica la chiusura al pubblico degli uffici per consentire l'effettuazione di un intervento di sanificazione,
così come gli uffici territoriali e provinciali dell'Agenzia delle Entrate, in quanto è necessario ridurre al minimo l'affluenza dei contribuenti al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio. Si sollecita pertanto l'invio di utilizzare i canali telematici per la richiesta dei servizi come la posta elettronica certificata o utilizzando il canale di comunicazione denominato Civis o chiamando il numero verde 800 90 96 96. Intanto il Comune di Agrigento, in relazione all'intervento esplicativo del Governo, afferma che tutti i mercati all'aperto saranno chiusi. Il mercato settimanale del venerdì, ad esempio, in piazza Ugo La Malfa non verrà effettuato, così come non si effettueranno i mercatini settimanali al villaggio Peruzzi e al villaggio Mosè. Il decreto del Governo parla chiaro e purtroppo questa è una delle limitazioni previste. La violazione del decreto costituisce reato penale. La misura è volta a evitare che si creino aree affollate nelle quali è più facile la diffusione del contagio. Intanto il gruppo Moncada, considerata la grave crisi sociale e sanitaria che sta sempre più prendendo forma in tutte le regioni italiane, comprese la Sicilia, a causa della diffusione del virus Covid-19, e le aziende del gruppo Moncada, in tema di coronavirus, con in testa la capogruppo Moncada Energy, sentito il parere della direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, hanno deliberato l'acquisto di attrezzature e apparecchiature da donare all'ospedale San Giovanni di Dio della nostra città per un valore di oltre 100.000 euro che verranno consegnate entro la fine del mese di marzo. Nello specifico si tratta di 6 macchinari funzionali alla respirazione e alla ventilazione di pazienti con l'obiettivo di fornire un concreto aiuto nel contenere e contrastare le patologie derivanti dal contagio del virus. Tale implementazione, ovvio in aggiunta a tutte quelle messe in atto già dalla stessa ASP. Intanto Salvatore Moncada fa appello a tutte le altre aziende agrigentine che, potendolo fare, contribuiscono alla donazione verso il miglioramento delle nostre strutture sanitarie. Intanto su tale donazione interviene il sindaco Firetto. Sono ore di emergenza in cui ogni gesto di generosità ha un valore enorme. Ringrazio in particolare l'imprenditore Salvatore Moncada che ha offerto 100.000 euro per l'acquisto di 6 respiratori che saranno disponibili già dalla fine del mese di marzo in corso. Inoltre ho offerto la disponibilità di posti letto della foresteria di Porto Empedocle per eventuali esigenze di quarantena, così come il vicino palazzetto dello sport per le altre emergenze. L'emergenza coronavirus non ferma la preghiera e la fede. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco e guardate cosa fanno 2 parroci della provincia di Agrigento. Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l'attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura. Mi unisco ai miei fratelli vescovi nel incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare tutti un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore. In un momento così difficile chi crede si attacca alla fede ed ecco che nasce una poesia ispirata a Papa Francesco. Stasera prima di addormentarvi pensate a quando torneremo in strada, a quando ci abbracceremo di nuovo, a quando fare la spesa tutti insieme ci sembrerà una festa. Pensiamo a quando torneremo al bar a prendere i caffè, le chiacchiere, le foto stretti l'uno all'altro. Pensiamo a quando sarà tutto un ricordo, ma la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo. Ameremo tutto quello che fino a oggi ci è sembrato futile. Ogni secondo sarà prezioso, le nuotate al mare, il sole fino a tardi, i tramonti, i brindisi, le risate. Torneremo a ridere insieme. Forza e coraggio, ci vediamo presto. Tu sia benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Così ieri pomeriggio Don Giuseppe D'Oriente, arciprete di Favara, si è munito di un amplificatore portatile, è uscito dalla chiesa madre, ha percorso le strade del centro storico recitando il rosario e pregando per la fine di questa emergenza sanitaria. Chi dai balconi di casa, chi da dentro l'auto si sono uniti in preghiera insieme a Don Giuseppe.
e non ha scelto di rinunciare ad abbracciare i suoi fedeli anche Don Maurizio, che ha celebrato messa in diretta Facebook. Don Maurizio è il parroco della chiesa Sacro Cuore del villaggio Mosè ad Agrigento. Verso lo stop a mutui, tasse e bollette, il governo studia la sospensione dei pagamenti in tutta Italia. Lello Casesa. Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'intero territorio nazionale per bloccare la diffusione del coronavirus, sono migliaia le attività di ogni genere nel settore che hanno dovuto chiudere o ridurre l'orario di apertura. Una condizione che ha immediatamente mostrato subito i suoi effetti con locali e negozi deserti. La domanda dei commercianti è sempre la stessa: se non guadagno come posso pagare le tasse, i fornitori e tutte le altre spese? Il governo sta lavorando nei prossimi giorni ad alcune misure per aiutare imprese e lavoratori. Per porre un freno all'emergenza economica a causa della emergenza sanitaria, il governo sta pensando infatti a 3 diversi provvedimenti. L'obiettivo è quello di sospendere i mutui, fidi, il pagamento dei contributi e delle tasse e istituire la cassa integrazione anche per le aziende con pochi dipendenti. Inoltre, per le famiglie con figli che si trovano in difficoltà a causa della chiusura delle scuole verranno istituiti dei voucher babysitter. Gli interventi già previsti interesseranno famiglie e imprese. Si attende subito una moratoria di 18 mesi sulle rate dei mutui sulla prima casa per le famiglie colpite dagli effetti economici del coronavirus. Moratoria anche sui mutui delle imprese. Per i lavoratori autonomi dei settori più colpiti si studia una sospensione dei pagamenti di tasse e contributi, mentre per le imprese piccole da 1 a 5 dipendenti si introdurrebbe la CIG interoga. Per le aziende da 5 a 15 dipendenti si farebbe invece ricorso al fondo di integrazione salariale. Si lavora all'introduzione dunque del bonus Tata da 600 euro per la cura dei bambini rimasti a casa per la chiusura delle scuole, o in alternativa il congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori. In quest'ultimo caso l'indennità potrebbe essere pari ad almeno il 30% della retribuzione o legata al reddito. Il cartello sociale, nato nei mesi scorsi per la marcia contro l'isolamento viario della provincia di Agrigento, adesso chiede maggior tutela per le fasce più deboli. Arturo Cantella. Il cartello sociale, formato dall'ufficio pastorale dell'Arcidiocesi di Agrigento, dalle segreterie dei confederali sindacati CGIL, CISL e UIL, in un comunicato stampa afferma come la grave situazione che stiamo vivendo non può e non deve vederci inermi di fronte alle grandi difficoltà che tutte le famiglie della nostra provincia stanno affrontando. La difficile situazione di non poter vivere come eravamo abituati, sia pure nella già precaria condizione in cui versava la nostra economia, deve vederci reagire per fare tutto il possibile affinché la difficile situazione non diventi drammatica. Per questo, nei limiti del possibile, chiediamo al Governo nazionale e regionale di mettere in atto le misure necessarie per aiutare tutta la popolazione, ma soprattutto le fasce più deboli, ad affrontare al meglio il momento presente. Si acceleri nell'assunzione del nuovo personale sanitario per mettere in tempo di fronteggiare la già precaria realtà sanitaria presente, si concedono i contributi straordinari ai comparti già in ginocchio, si mettono in atto le misure possibili a sostegno dei lavoratori e delle famiglie in difficoltà. Il cartello sociale auspica così che tutti ci rendiamo conto che le misure restrittive sugli spostamenti sono necessarie e siamo chiamati a cambiare anche le nostre abitudini, siamo chiamati a capire che va tutelata sia la nostra salute come quella degli altri. Per questo bisogna evitare di andare in giro, frequentare luoghi affollati e non è il caso, soprattutto i giovani capiscano che è necessario evitare salleone, locali e centri nei quali diventa pericoloso anche un semplice incontrarsi e stare in luoghi con molta gente. In conclusione, il cartello sociale afferma: per le provvidenti e benevole azioni di Dio che non abbandona il suo popolo, ci rialzeremo e meglio di prima continueremo la nostra vita e daremo il nostro contributo allo sviluppo di questa bellissima nostra terra. Adesso il sociologo Francesco Pira, agrigentino e docente dell'Università di Messina, descrive come la società del 2020 stia reagendo alle restrizioni governative nate per contrastare il coronavirus. Sentiamolo.
Non c'è alcun dubbio che nelle ultime ore la nostra vita è completamente cambiata. È cambiata perché sono cambiate le nostre abitudini, è cambiata perché dobbiamo stare più nei luoghi chiusi e soprattutto a casa, chi non ha necessità di spostarsi per lavorare. È cambiato il nostro modo di approcciare i social e quindi è un momento di doppia responsabilità. Una responsabilità nel muoversi, nello stare attenti a rispondere a tutti i consigli che ci sono stati dati dal governo e dalle autorità sanitarie, ma è anche un momento di grandissima responsabilità nell'uso dei social network, e in particolare della messaggeria veloce. Continuare a far girare fake news, notizie che sono incontrollate, questo ha già generato le prime denunce per procurato allarme, che continueranno. Il video di ragazze che frequentavano la Movida in un momento in cui era opportuno stare a casa e che sono state anche deferite all'autorità giudiziaria, ma la conseguenza qual è? Quella di un ulteriore passo, l'offesa costante, l'odio sui social. Queste due ragazze hanno subito qualcosa di incredibile, così come abbiamo avuto il primo bullizzato, anzi la prima bullizzata nell'era del coronavirus, una ragazzina che era a casa in Toscana perché contaminata dal virus, in quarantena, è stata raggiunta da offese e da insulti di tutti i tipi, e questo è il primo caso di cyberbullismo da coronavirus. Stiamo veramente esagerando, cerchiamo di essere responsabili non soltanto nella vita reale ma anche sui social, cerchiamo di utilizzare questi mezzi che sono eccezionali per essere più uniti, per gestire bene questa emergenza, per aiutarci e per farci anche compagnia. Carmelo Lentini ha raggiunto invece due medici, vediamo quali sono le loro raccomandazioni. Dottore Carmelo Lodico è direttore sanitario del centro Ippocrate del Villaggio Onse. Al suo centro, ecco, come vi state attrezzando? Che misure state prendendo? Noi stiamo per eseguire le direttive date dalla SINE, che sarebbe la Società Italiana di Nefrologia. In che cosa consistono queste direttive? Il paziente dializzato, appena arriva al centro, al paziente dializzato, appena arrivato al centro, viene messa la mascherina, viene spruzzate con tipo dell'ipoclorito di sodio con la mutina le mani o il braccio dove c'è la fistola e successivamente mette i guanti. La mascherina e i guanti li tengono durante tutta la dialisi. Prima di entrare in dialisi misuriamo la temperatura, così pure facciamo a fine dialisi. Inoltre chiediamo sempre, prima di ogni seduta, se sono venuto a contatto nelle ore e nei giorni precedenti con dei parenti o amici venuti dall'estero o da altre zone che sono state coinvolte in questo processo infettivo. Coronavirus è un morbo, così è stato definito anche dalla maggior parte dei medici, che sta coinvolgendo tutto il mondo. Come si sta preparando la nostra provincia a questo grosso problema? Tecnicamente si è visto che del coronavirus in atto si sa ben poco. Si sa che è un virus, però ancora non riusciamo bene a definirne i limiti, a definirne l'incubazione, a definirne un pochettino tutte le conseguenze cliniche che si possono avere. C'è una grossa morbidità e una grossa mortalità. È arrivato anche nella nostra regione, noi già ci siamo premuniti in questo contesto per fare in maniera tale da prendere le precauzioni il più possibile e quelle più accettabili per le persone. In questo contesto è grandissima, il perno centrale sta nelle persone, le quali devono capire che è un virus nuovo, è un virus che non abbiamo armi per combatterlo, all'infuorché della prevenzione. Quindi è importante che le persone capiscono che devono stare a casa, che devono evitare le promiscuità, che devono usare sempre i presidi da tutti consigliati, come le mascherine e quant'altro, in maniera tale da isolare completamente il virus. Possiamo vincere la battaglia solo e esclusivamente se tutti siamo uniti. Uniti possiamo fermare il virus. Per questo ci vuole coscienza delle persone
in maniera tale che il virus venga a essere debellato. Senza di questo non abbiamo altre armi con cui poter, diciamo così, combatterlo in questo contesto. Quindi praticamente l'unica strada da seguire è quello dell'isolamento. Benissimo, l'isolamento è l'arma efficacissima. Se noi riusciamo ad isolare il virus in pochissimo tempo verrà a essere tolto dalla circolazione. Ma se ci sono persone che vanno in giro per il mondo e via dicendo eccetera eccetera, questo può creare grossi problemi e delle grosse ripercussioni, anche in considerazione del fatto che noi non abbiamo molti posti nei vari ospedali per poter dare una terapia reale a questi pazienti che hanno di bisogno, che in realtà sono sempre problematiche inerenti alla problematica cardiorespiratoria, quindi i posti di intensività ce ne pochissimi e quindi è importante dopo evitare in questo periodo un sovraffollamento degli ospedali stessi. Guanti e mascherine sono le armi efficienti per cercare di tamponare la situazione? Efficientissimi in questo contesto ed è l'unico che noi abbiamo. I guanti, pulirsi le mani con la mucchina, usare la mascherina, evitare il contatto con le altre persone sono la triade che ci farà vincere questa battaglia. Adesso spazio un po' di ironia, si può uscire da casa per lavorare per motivi di salute e per situazioni di necessità. Questo significa che andare al supermercato è una delle pochissime cose consentite ed ecco come sta reagendo l'italiano, in particolare il siciliano. Esce per fare la spesa e mangia per ingannare il tempo. Guardate, c'è un video dei Soldi Spicci, un gruppo comico siciliano. Allora ragazzi, dopo le ultime comunicazioni del presidente Conte dichiarando tutta l'Italia zona rossa, non si sa perché, ma la gente si è andata a fare la spesa sta invadendo i supermercati, nonostante è stato specificato che i supermercati rimarranno aperti. Sì. A questo punto ci è venuto un dubbio. Non facciamo che la gente ha capito che il suo coronavirus sviluppa appetito. La fame, appetito e fame. Non è che se vi prendete se doveste arrivare a prendere il coronavirus vi viene appetito. Non è così, vi viene l'influenza e poi andate. Cioè, perché qualsiasi notizia riferita al coronavirus vi andate a fare la spesa? Perché abbiamo paura di rimanere digiuni. No, la gente ha capito male. Il coronavirus un fa venire appetito. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, a tra poco. Una donna residente nel comune alle porte di Palermo è tornata il 25 febbraio da un viaggio all'estero facendo scalo all'aeroporto di Bergamo per poi arrivare nel suo paese, Capaci. Il giorno seguente al suo arrivo, quindi il 26 febbraio, ha partecipato a una festa di compleanno di sua cognata a Isola delle Femmine con una 90 di persone. L'insegnante è risultata positiva al tampone. Sentiamo il sindaco di Capaci. La situazione è diciamo abbastanza tranquilla, certo c'è ansia, c'è preoccupazione, così come può esserci ansia e preoccupazione in qualsiasi comune. Ho sentito una signora ricoverata in ospedale e sta discretamente bene, questo ci conforta moltissimo. Tutte le persone, a Capaci sono circa 60 che sono in quarantena, in autoisolamento, ho sentito alcuni di loro, nessuno c'ha febbre, nessuno c'ha sintomatologia, quindi questo, come dire, ci rallegra, ci fa stare meglio. Le ordinanze ministeriali e del Presidente Musumeci sono rispettate al 99%, nel senso che non si vede nessuno in giro, gli esercizi commerciali rispettano gli orari, diciamo c'è una risposta positiva da parte della popolazione, questo ci fa ben sperare. Lei è un capitano di lungo corso e quindi a lei questa domanda gliela posso rivolgere. Cosa ci sta insegnando a tutti noi dal punto di vista anche sociale, anche dal punto di vista umanitario, questa emergenza che non avevamo mai vissuto dopo la seconda guerra mondiale, dopo quella triste pagina della nostra storia? Questa emergenza coronavirus cosa ci sta insegnando? Ci sta facendo tornare forse con i piedi per terra, ad una consapevolezza diversa? Che cosa? Io l'ho vissuta la seconda guerra mondiale e l'ho vissuta attraverso i racconti di mia madre, dei miei nonni. Ero convinto fino a qualche giorno fa che quello era semplicemente un racconto. Adesso la stiamo quasi vivendo, quel clima, quelle paure, quelle preoccupazioni. E qui
sta insegnando certamente ad avere rapporti sociali che siano veri, che bisogna rispettare tutti gli altri, perché la prima cosa che dobbiamo fare quando ci autoisoliamo o ce ne restiamo a casa significa un grande senso di responsabilità verso gli altri. È un sentimento che avevamo perso per strada, il rispetto verso la comunità, il cominciare a sentirci comunità, il cominciare a valorizzare le cose positive e belle della vita. Ecco, questo ce ne eravamo dimenticati. Dobbiamo privilegiare un ritorno a una vita più rispettosa per noi stessi, per le persone che amiamo, che vogliamo bene, per la collettività. E questo senso di responsabilità nazionale e personale l'avevamo quasi smarrito, questo ce lo sta facendo un po' recuperare. I mezzi di comunicazione ufficiali in questo particolare momento hanno davvero un ruolo fondamentale. Per tanti anni i social avevano trovato un dominio incontrastato e incontrollabile. Adesso la gente è alla ricerca della notizia affidabile. Sì, è vero, e faccio un appello a stare attenti alle notizie diffuse dai social, e molto spesso si rivelano delle bufale, delle falsità. Non corriamo appresso a queste notizie, non amplifichiamo, non diamogli spazio, riserviamo la nostra attenzione ai canali ufficiali, i canali del governo, della regione, delle amministrazioni locali, delle testate giornalistiche che hanno dimostrato di essere testate serie per bene, e noi dobbiamo rivolgerci solo a loro. Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, sollecita l'attivazione del reparto di rianimazione all'ospedale Barone Lombardo. Vediamo. L'emergenza Covid-19 ha messo a nudo le criticità legate alla sanità siciliana, in particolare in provincia di Agrigento. Posti letto insufficienti e reparti istituiti solo sulla carta. Questa mattina il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, si è rivolto al presidente della regione, Nello Musumeci, all'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, e ai vertici della sanità regionale e provinciale per chiedere di attivare con urgenza il reparto di rianimazione dell'ospedale Barone Lombardo per gestire eventuale emergenza epidemiologica da Covid-19. Considerato, scrive il sindaco Di Ventura, che la provincia di Agrigento ha una popolazione di quasi 500.000 di abitanti, di cui quelli che superano i 65 anni di età, quella maggiormente a rischio, e oltre il 25% dei residenti. I posti di rianimazione in provincia di Agrigento sono poco meno di 20 tra Agrigento e Sciacca. Il numero di studenti lavoratori che ritornano dalle cosiddette ex zone rosse del nord Italia è consistente. Appare dunque urgente e necessario, dice Di Ventura, che i vertici del sistema sanitario regionale e provinciale provvedano ad attivare il reparto di rianimazione dell'ospedale di Canicattì, presidio che serve la metà della popolazione della provincia. Una richiesta che in questo momento di grande emergenza nazionale appare molto sensata, ma che deve diventare una battaglia da perseguire con ogni mezzo per poter finalmente dotare l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, che serve un bacino d'utenza di circa 100.000 abitanti, di un servizio sanitario fondamentale ed essenziale per salvare vite umane. E il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, annuncia la sospensione di tutte le attività comunali, anche quelle finora consentite, pur senza accesso al pubblico. Vediamo. Vieterò a tutti di uscire da casa. Lo capite che in Sicilia la diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata? Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un comunicato stampa, annunciando il coprifuoco in città. Stiamo preparando, scrive il sindaco, l'ordinanza che vieta a tutti di uscire dalle proprie abitazioni. Sarà prevista la chiusura di tutte le attività pubbliche e private sino al prossimo 3 aprile. Resteranno aperte solo le attività per l'approvvigionamento dei generi di prima necessità. Ci sarà un piano per il controllo del territorio. La situazione emergenziale necessita di prese di posizioni decise, per qualcuno impopolari. Chi vuole è libero di impugnarle, prendendosi le conseguenziali responsabilità. Se le regioni del centro-nord sono in emergenza, pur avendo dal punto di vista sanitario strutture all'avanguardia, continua il sindaco di Messina, qui al sud l'aumento del contagio sarebbe una tragedia annunciata. Da mie riservate notizie, in tutta la provincia di Messina ci sono appena 10 posti letto disponibili in rianimazione. In Sicilia saranno in tutto 70. Ma anche se fossero 150 rispetto al rischio di una pandemia nel nostro territorio, cosa succederebbe? Attendo, conclude il sindaco di Messina, che qualcuno mi smentisca. Volete capirlo che qui l'aumento della diffusione del virus sarebbe una tragedia annunciata?
Vandalizzato uno scoglio di Punta Bianca, una zona del litorale di Agrigento candidata a riserva naturale. I dettagli nel servizio. Dopo la Scala dei Turchi anche Punta Bianca, una zona di particolare bellezza paesaggistica destinata a diventare riserva naturale, è in preda ai vandali. Secondo una denuncia di Mare Amico, associazione ambientalista che si occupa della tutela ambientale, qualche pescatore incivile ha sfregiato uno scoglio. È stato cementato, spiega il responsabile dell'associazione Claudio Lombardo, un tubo sulla roccia al fine di realizzare un portacanna da pesca. Lui, con questa azione scriteriata, ha danneggiato un bene pubblico e demaniale, secondo l'articolo 635 del Codice Penale, rischia la galera. Recentemente Mare Amico aveva segnalato, sempre a Punta Bianca, la presenza di una discarica di materiale altamente inquinante nel sito archeologico di Monte Grande. Una trentina di enormi rotoli di materiale per impellicciatura per mobili, probabilmente provenienti dallo sgombero di qualche falegnameria. I criminali, ha detto Lombardo, hanno pure tentato di eliminare i rifiuti dandogli fuoco, creando una pericolosa discarica di rifiuti speciali e pericolosi per l'ambiente. Abbiamo allertato la Polizia Provinciale di Agrigento e gli agenti del comando della Polizia Provinciale, agli ordini del comandante Vincenzo Giglio, hanno fatto un sopralluogo nella zona. Dopo aver redatto un apposito verbale, la Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il sequestro dell'area in previsione di una bonifica. Le associazioni ambientaliste e Mare Amico in particolare da sempre si battono per preservare questa zona molto bella a 2 passi dalla Scala dei Turchi di Realmonte. L'associazione ha chiesto alla Regione l'istituzione di un'oasi naturalistica. Purtroppo dentro questa splendida zona denominata Punta Bianca, sostiene Mare Amico, ricade il territorio di Drasi, da 62 anni utilizzato come poligono militare. Dove la terra mischia colori e paesaggi unici, l'uomo spara. Quasi 20 anni fa abbiamo presentato alla Regione Sicilia la proposta di istituzione di una riserva naturale orientata denominata Riserva di Punta Bianca e Scoglio Patella, il cui perimetro è già stato tracciato e incluso in un decreto di immodificabilità. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.